Recording is on. Ok, dovrebbe stare per iniziare la registrazione. Perfetto. Ritorniamo al tema di oggi, cioè non era proprio di oggi, ma era dell'altro giorno, ma come avete visto io mi sono dimenticata. Purtroppo troppe incombenze in questo periodo di festività e quindi tra una cosa e l'altra chi mi richiede, mia figlia che mi dice vieni qua, insomma, e mi sono dimenticata. Mi scuso per questo disguido e comunque cerchiamo di recuperare ora. I pronomi. I pronomi nella lingua siciliana possono essere personali, possessivi, dimostrativi, relativi, interrogativi, esclamativi e indefiniti e forse anche in qualche altra maniera. Non lo so, voi potrete dirmi di più, almeno tu Pepa. Ci sono altri tipi di pronomi? No, possessivi, Possessivi, quindi io questi li sono. ho catalogati personali, possessivi, dimostrativi, relativi, interrogativi, esclamativi e indefiniti. Mi Ok. pare che siano tutti, non lo so. Per questo io avrei voluto che mi correggesse per sapere se sbaglio. Comunque nessuno mi corregge, si vede che non sbaglio. I pronomi personali sono parole che sostituiscono il nome per evitare ripetizioni. Ad esempio, se io dico Vitti a Topaci, anziché Vitti a Topaci e Parrai a Topaci. No, qua ho sbagliato, perché dovevo fare Vitti a Topaci e ci Parrai, quindi qua devo correggere. Ok, ho sbagliato qua perché ho fatto la dimenticanza nella bozza che vi sto leggendo. Devo aggiungere Vitti a Topaci e ci Parrai, anziché Vitti a Topaci e Parrai a Topaci. Quindi ci Parrai, ci è pronome che sostituisce il nome per evitare le ripetizioni. I pronomi personali li possiamo dividere in pronomi soggetto e pronomi complemento. Io si dice you o complemento me a me. Avete visto il grafico in quello che io vi ho inserito nella chat? Ho fatto il grafichetto dove dice tu, o ti a ti, egli, iddu, idda o ci, lu, la, in base alla frase, insomma, poi, eccetera. Si noti che in siciliano, come in molte lingue romanze, il pronome soggetto è spesso omesso, quando il contesto è chiaro dal verbo. Per quanto concerne i pronomi complemento, vanno scritti senza trasformazioni iniziali. Questo perché anche in alcune grammatiche dove spiega i pronomi, per esempio C lo mettono CCI con doppia C, invece è sbagliato, oppure TIA scrivono TTIA. Questo, come abbiamo detto nelle prime lezioni, è dovuto al modo di parlare fonetico, dove noi siciliani rafforziamo la prima consonante, la pronunziamo più forte e quindi poi chi scrive foneticamente tende a mettere la doppia consonante iniziale, il che non è. Anche i pronomi vanno scritti con solo una consonante iniziale, a meno che non sono delle frasi aferesate dove cade la vocale e quindi mettiamo l'apicetto e le doppie consonanti iniziali, tipo va scritto a mia con una M e non a mia con due M. Chiaro? Allora, io non vi vedo perché sto leggendo il file, non sento risposte. Ogni tanto ditemi ok, così io proseguo. Allora, andiamo avanti. Si noti che in siciliani, no, questo l'ho detto. Allora, qua c'è una ripetizione. Perfetto, perché ho scritto si noti che in siciliano, come in molte lingue romanze, il Ma pronome dove, soggetto... ma dove stai leggendo? Sto leggendo a pagina 17 del file, quello che avevo messo. Allora, forse qui è un pezzetto che ho aggiunto. Perché io non ce l'ho. Non l'ho stampato questo io. Vabbè, comunque io l'ho inserito nella chat. Ora, dopo che finiamo, io vi aggiungo anche quest'altra parte corretta perché dopo pranzo ho ripreso il file che mi ha mandato stamattina Caterina e ho aggiunto delle cosine. E infatti qua in questo che sto per leggere c'è un'aggiunta di Caterina dove dice si noti che in siciliano, come in molte lingue romanze, il pronome soggetto è spesso omesso quando il contesto è chiaro dal verbo. Per quanto concerne i pronomi complemento, vanno scritti senza trasformazioni iniziali.
Quindi ho fatto l'esempio a mia e a tia, in quanto nessuna parola inizia con la doppia consonante a meno che vi sia una feresi, quindi c'è l'esempio di innamorado con la feresi e la doppia N. Se si è indotti a farlo è perché si pronuncia male, è questione di ortoepia e di dizione. Si usano anche forme di cortesia come vossia, lei, e particelle pronominali come ci, gli, le, si e ni, che si fondono spesso con il verbo. I pronomi glielo, gliela, glieli, gliele si rendono in siciliano con cilu, cila, cili, cini. Da questo vi dico anche che ancora non ci siamo arrivati, le preposizioni articolate in italiano in siciliano non si uniscono, sono l'articolo più la preposizione, cioè non avviene la fusione. Comunque ne parleremo poi quando faremo le preposizioni articolate. Dei pronomi possessivi possiamo dire che mentre l'aggettivo possessivo determina un nome, il pronome possessivo lo richiama. Lu miu, la mia, li mei sono i pronomi possessivi, lu to, la to, li toi, lu so, la so, li soi, lu noscio, la noscia, li nostri, lu oscio, la vostra, li vostri, lu proprio, la propria, li propri. I pronomi dimostrativi invece sono chistu, chista, chisti, chissu, chissa, chisti, chiddu, chidda, chiddi, stissu, stissa, stissi, midesimo, midesima e medesimi. Con la traduzione di ciò in siciliano, che soprattutto nella zona occidentale della Sicilia dicono zo, allora qui abbiamo Angelo Sarzana, zo e zoccu. Angelo Sarzana che non vedo più, si usa molto nel palermitano, penso anche, non so se si usa anche nel catanese, comunque noi sicuramente a Messina non lo usiamo. Per esempio, che zoccu dici? Noi non lo diciamo, noi diciamo chi dici, perché questo zoccu o soccu viene usato in sostituzione scusate un attimo, delle parole, aspetta che non lo trovo, ciò che è, ciò o quello che è. Per esempio, se io devo dire cosa è successo a Salvatore, in siciliano dico zoccu successi a Turi, oppure dimmi quello che vuoi, dimmi zoccu vuoi, perché sostituisce o ciò che è, o ciò o quello che è. Però noi qua non lo usiamo, noi nel messinese. Ora, io spero, tu Angelo Sarzana, quando parli in dialetto zoccu lo dici o soccu? Sì, lo dico, ma dico un socco. Un zocco con la N. Boh, ho capito. Sì, in effetti in qualche grammatica c'è anche questa versione della N. Non so da cosa derivi. Purtroppo i nostri partecipanti alla chat che conoscono meglio di me il siciliano non intervengono e quindi queste piccole lacune che abbiamo penso che ci rimarranno purtroppo. Comunque in linea di massima credo che i pronomi, siamo arrivati a quelli possessivi, dimostrativi, relativi, allora eravamo arrivati a questi dimostrativi dove io per esempio questo zoccu io non so se rientra nei pronomi dimostrativi o nei pronomi indefiniti o magari in entrambi, questo io non lo so. Infatti io in questo suntino che ho fatto, riassuntino, l'ho messo zo che sarebbe ciò sia nei pronomi dimostrativi dove risultano anche tali, tale cosa, è dimostrativo, tale cosa dimostra, cioè, penso. E poi l'ho messo anche nei pronomi indefiniti. Passiamo a leggere i pronomi indefiniti, servono a indicare in modo non preciso i nomi di persone, animali o cose. È tipo qualcuno, ognuno, qualunque, nuddu, taluno, quale ghie. Credo che faccia parte di questi indefiniti perché oltre a quale ghie c'è anche zocche ghie, ho ritrovato, che quindi deriva da zocco, zocche ghie.
certuni, eccetera, eccetera. I pronomi in siciliano presentano una certa variabilità a seconda dell'area geografica dell'isola. Infatti, richiamo anche questo socco, è quello che vi dicevo io, che noi non lo usiamo, quindi dipende anche dall'area geografica dell'isola. Ma le forme principali sono ben definite. Nella parte occidentale della Sicilia, infatti, è molto usato anche il pronome socco, ciò che è, ciò quello che è. Le particelle pronominali corrispondenti a mi, ti, ci, si in italiano sono uguali in siciliano, sempre mi, ti, ci e si. Poi abbiamo anche i pronomi relativi, che sono quelli che hanno relazione con il nome che li precede, cioè devono riferirsi a quello, di cui prendono il genere e il numero, e sono chi o ca, cui e l'uguali. E i pronomi interrogativi, che poi sarebbero gli stessi dei pronomi relativi, solo che sono in funzione, sono col punto interrogativo e hanno la funzione di porre domande. No, pardon. I pronomi interrogativi sono uguali ai pronomi esclamativi e hanno funzione di porre domande oppure di esclamare, e questi sono cui, chi, quali e quanto. Che casino che ho combinato. Vabbè, avete le idee chiare o siete più confusi di prima? Beba, a te un commento, dimmi se sono stata sufficiente, mediocre, il volume. No, sì, io ascolto con piacere. Per me è tutto nuovo. Poi questa particella della quale dava conferma anche Angelo Sarzana, io non l'avevo mai sentita, perché di fatto è di una parte, mi corregga se sbaglio, di una Sicilia che non è la zona orientale, o sbaglio? No, orientale no. Eh, Soprattutto credo lo dicano a Trapani, nel trapanese. Infatti l'ho sentito ecco. dire spesso a Nino Barone, al Gerbino, a loro che Ecco. sono lì di Trapani. Certo. Ma questo socco è pronome, aspetta com'era? Vabbè, ho perso il file. Cioè, rifacendoci anche all'italiano, perché io in italiano la grammatica che ho studiato ai miei tempi un po' lì non me la sono dimenticata. E riguarda più i pronomi indefiniti o i pronomi dimostrativi? Ma a seconda del contesto la devi inserire in una frase, quindi poi dopo che Quindi potrebbe essere entrambi, frase, forse per questo io l'ho trovata in entrambi. Angelo, mi aiuti lei secondo me a seconda della frase, a seconda del contesto. Io non posso estrapolare una forma grammaticale se non è inserita in un contesto e prenderla in esame, analizzarla. Esatto. Certo, quindi forse per questo. Guarda, Flavia, in analisi grammaticale, così come in analisi logica, io non posso chiedere a mia mamma da una camera all'altra, mentre faccio gli esercizi, che cos'è questo, perché mia mamma a quel punto mi dice dimmi tutta la frase. Certo. Giusto? Uh-huh. A seconda del contesto. Sì, Io allora, poi è la prima volta, probabilmente. però questa regola va posta in essere sempre. Beh, io penso che questo termine, se scriverò ancora in siciliano, io non lo userò mai, perché non è mio questo termine. È ovvio, cioè, che senso ha? Come non lo dico, non lo, cioè, Capito? non lo Non è adotterò tuo, mai come un mio termine. ho capito, non è tuo, però è nostro. Sì, e quindi se noi siamo per una coinè comune, lo dobbiamo considerare anche per chi scrive che invece fa parte del suo patrimonio linguistico. Perché la Sicilia è un'isola grande, si divide in 3 zone, quindi abbiamo sempre detto che delle differenze sostanziali vi sono. Comunque, ci sono domande su tutto quello che abbiamo un pochino fatto finora? Su modi di scrivere, cioè è chiaro la cosa principale che abbiamo detto finora su come scrivere, perché noi perché facciamo queste cose?
perché dovendo scrivere anche in siciliano, o chi fa parte di giurie dovendo valutare le opere scritte in siciliano, deve più o meno capire se sono scritte benino, bene o male. Quindi di base il siciliano non si scrive con la doppia consonante iniziale, non si scrive con la O finale, cioè le parole finiscono solo per I, U, e mi sono dimenticata, e A. Non finiscono per e per O. Quindi queste sono un po' le basi. Caterina, ho visto che facevi movimenti strani, il microfono. Caterina, il microfono. Avevo fatto segnale che mi avevano suonato il campanello. Ah. Siccome mi era finita la bombola ed è venuto quello a mettermela, e infatti ti ho fatto segnale. No, siccome io stavo leggendo il file che avevo salvato, che ho salvato nel PC. Ma io ho fatto segnale perché mi ha suonato proprio il campanello. Che ci No, io non vedevo, capito? Quindi poi non t'ho vista, non sapevo perché. Dalle 4 e me l'ha portata ora. Vabbè. Ok, e niente. Domande, dubbi, lagune? No, io l'ho fatta la ricerca e quindi ho visto tutte le varie, tutti i vari passaggi, quindi per me è chiaro. Ok. Gli altri non lo so. Forse ho dedicato troppo tempo per questo momento, io ho stabilito un'ora e invece ce l'abbiamo fatta in mezz'ora. Eh sì, perché già era tutto stabilito, tu l'avevi fatto, io l'avevo fatto, quindi era chiara. Sì, ma insomma io ho stabilito un'ora perché sai, se si collegasse qualcuno magari che Esatto, sì, è vero. ha dei pareri un po' contrari o diversi, bisognerebbe insomma poi discuterne, mettere a confronto le opinioni, vedere un po' le situazioni, quindi si perde più tempo. Quindi a un certo punto si vede che ora ci facciamo una chiacchierata. E va Ecco. bene, e allora io intanto stacco la registrazione, così non rischio di perdere il file. Ferma la registrazione.